Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questa edizione live del nostro audio-video giornale con le ultimissime dal Friuli, Venezia, Giulia. Chiaramente apriamo con la cronaca. Ripartiamo subito da un incidente in montagna. Un parapendista della Repubblica Ceca è precipitato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del monte Valinis in comune di Meduno. Secondo le prime notizie ha riportato diverse fratture e contusioni. Una volta recuperato è stato portato successivamente a Valle, poi caricato sull'eliambulanza e trasferito a Udine dove si trova ricoverato in prognosi riservata. È stata la moglie che ha assistito in diretta all'incidente che ha immediatamente allertato i soccorsi. E ora ci trasferiamo a Fiumicello. Un uomo di 65 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato senza vita all'interno della propria abitazione. Sono stati i parenti e i vicini a dare l'allarme, visto che lo stesso non rispondeva né al telefono né al campanello di casa. Sul posto è giunta un'ambulanza con a bordo il personale sanitario. Aperta la porta, la macabra scoperta. L'uomo si trova riverso a terra senza vita. La probabile causa, un malore improvviso che gli ha impedito di lanciare l'allarme. E una donna alla guida della propria auto è finita fuori strada in modo autonomo, rovesciandosi su un fianco, il sinistro, poco prima delle 15, lungo la strada regionale Udine 39, nei pressi di Codroipo. I vigili del fuoco intervenuti, utilizzando il divaricatore e le cesoie idrauliche, hanno provveduto ad estrarla dalle lamiere del veicolo incidentato e la stessa, che era rimasta incastrata all'interno. La donna poi è stata caricata sull'ambulanza e trasferita in ospedale. L'intervento è terminato con la messa in sicurezza del veicolo e nell'area del sinistro. Sul posto il personale sanitario del 118. Rilievi da parte dei carabinieri. Restiamo in tema di incidenti stradali perché una persona, mentre si trovava alla guida della propria auto lungo la tangenziale est di Udine, nei pressi dello svincolo Pereana del Royale, è stata colta da improvviso infarto. È riuscita ad accostare il veicolo in tempo nella vicina piazzola di sosta. Alcuni automobilisti in transito gli hanno prestato soccorso. Stabilizzata dai sanitari sul posto, successivamente a bordo dell'ambulanza è stata trasferita d'urgenza in ospedale Udine, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Ulteriori notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.